Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, francamente, dobbiamo confessarlo. Che goduria ascoltare Donald Trump alla sede dell'ONU che tiene un discorso nitidamente antiglobalista e occidentalista, cioè un discorso che sbaracca l'ideologia rappresentata al massimo grado da questa istituzione vetusta, iperburocratizzata, ormai ahimè sui dossier chiave ridotta di fatto a dépendance delle autocrazie, dei totalitarismi, se non addirittura delle canaglie terroriste. Vedi la questione della Palestina, dove c'è il grande rimosso di Hamas, no? Per cui riconoscere la Palestina oggi sembra che Hamas sia un dettaglio rispetto a questa azione, ma il discorso di Trump ha veramente tratteggiato un'altra visione. E lo ha fatto il presidente della principale democrazia del mondo, oltre che di gran lunga ancora il principale finanziatore dell'ONU. Quindi crediamo che le teste d'uovo lì riunite, per essere gentili, non possano proprio non tenerne conto. Andiamo solo per titoli, perché è stato veramente un elenco di priorità ribaltate, una controagenda antiglobalista e sì, assolutamente occidentalista, assolutamente a difesa del mondo libero, che quindi non possiamo riepilogare per titoli. Anzitutto, la questione politica numero uno del nostro tempo è la crisi delle migrazioni incontrollate e l'ONU incoraggia l'invasione di alcuni paesi attraverso l'immigrazione illegale. Già qui, come dire, ha sbaraccato l'agenda lì rappresentata, nel senso che ha chiarito come l'immigrazione incontrollata, l'immigrazione come traffico di esseri umani, l'immigrazione anche come strumento di guerra ibrida, non è una cosa accettabile. Lo dice il presidente della più grande democrazia del mondo, e su questo ha infiocinato anche l'Europa proprio. Ha detto che l'Europa è devastata dall'ambientalismo e dall'immigrazione. Cioè, qui ha smontato l'agenda dell'Unione Europea, quella a tutti i porti aperti, contro cui se l'è presa espressamente Trump, tutto Green Deal, contro cui se l'è presa espressamente Trump. Quindi ha detto agli europei: uscite da questa sindrome per cui siete dediti sistematicamente al suicidio della nostra civiltà. Li ha stanati anche sulla questione della Russia e dell'Ucraina, su cui, come è noto, molti leader europei fanno gran retorica bellicista. Gli europei sono imbarazzanti, sono in guerra con la Russia, ma comprano la loro energia. Molti stati, in modo manifesto triangolato, comprano ancora petrolio e gas russo. Quindi Trump dice: signori, io sono pronto a sanzioni anche devastanti, ma voi uscite dalla vostra ipocrisia. Questo vuol dire che esiste questa creatura mitologica del mainstream che è il Trump putiniano? Assolutamente no. Anzitutto Trump ha rilevato una ovvietà fattuale. La Russia doveva vincere in 3 giorni, stanno facendo brutta figura. Cioè, sostanzialmente ha detto a Putin: guarda che io lo vedo il tuo bluff militare, lo vedo che dopo anni e anni hai conquistato qualche chilometro del Donbass al prezzo di una fatica e di una quantità di vite immane. Dopodiché è andato, ha toccato il nervo scoperto, cioè ha definito la Cina e l'India i principali finanziatori della guerra russa in Ucraina. Quindi ha detto: se si vuole davvero risolvere, non fare retorica, basta comprare l'energia in toto e diamo il loro nome alle cose, cioè mettiamo la pressione diplomatica a chi di dovere, anzitutto Cina e India. Ha poi chiarito che il più grande sponsor del terrorismo mondiale, cioè l'Iran degli Ayatollah, non può possedere la più grande arma del mondo, quella della fine di mondo, la bomba atomica, e su questo ha spronato anche con toni accorati l'assemblea.
l'Iran teocratico islamista assassino antisemita non può avere la bomba atomica. Ha sferzato poi di nuovo l'Assemblea e di nuovo gli alleati masochisti sul riconoscimento dello Stato di Palestina, definendolo per quello che ad oggi, sic stantibus, è, cioè un favore ad Hamas. L'ha detto lo stesso Hamas, tra l'altro, che era tra gli obiettivi del 7 ottobre, quindi Donald Trump non si capacita del perché paesi come la Francia, il Regno Unito, l'Australia facciano questo regalone alla canaglia nazi-islamica di Hamas. E vedete che solo elencando i titoli emerge veramente il ribaltamento del luogo comune, emerge la felice notizia per cui il leader del mondo libero, sì, perché che ne dicano le anime belle nostrane, Donald Trump è il leader del mondo libero, ha un'agenda antiglobalista, ha un'agenda che contempla tutela dei confini delle nazioni, pressione vera alla Russia, non retorica bellicista, contrapposizione agli stati sponsor del terrorismo, contrapposizione alle canaglie di Hamas, contrapposizione alle follie ambientaliste che vanno anzitutto contro i paesi occidentali, perché ovviamente ha citato Trump quei paesi concorrenti e diciamo recentemente sviluppati che non hanno nessuna intenzione di suicidarsi economicamente. Beh, signori, questa è l'agenda mondiale che serve a qualunque liberale, a qualunque conservatore, a qualunque sovranista, a qualunque soprattutto uomo occidentale, compus sui. Sì, oggi ascoltare Donald Trump è stata francamente una gran goduria. Grazie a tutti, a domattina.